Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, soddisfazione del mondo agricolo per l'ampliamento dell'accordo commerciale con il Giappone. Cultura, l'immaginario scientifico ha riaperto. Le antiche latterie tornarie pronte a nuovi investimenti. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. L'MTL, Messaggeria e Trasporti e Logistica, è una realtà nata nel giugno del 2016. Ci occupiamo, come dice il nome, sempre di trasporti e logistica, ma anche di pulizie. E siamo presenti sul mercato in maniera abbastanza elevata, sia con autisti che con i ragazzi della logistica. Siamo presenti sia nel territorio nostro che in altre province, ci spingiamo in tutto il nord-est più o meno. Il nostro personale, i nostri soci, perché sono soci, variano dai 18 ai 50 anni, 60 anni, accettiamo tutti, basta che si abbia voglia di lavorare. Come dicevo, siamo molto forti nella logistica e questo è dato dal fatto che con questa pandemia si sono moltiplicate, direi, le consegne fatte su ordini via internet, insomma. I nostri clienti sono più o meno tutti i corrieri nazionali e internazionali. Il nostro servizio è dare il mezzo, l'autista già formato, è una professionalità che ci fa sicuramente essere al massimo sul mercato, insomma. La cosa che ci preme di più in questo campo è la sicurezza. Noi formiamo i nostri soci dall'A alla Z, dalle protezioni individuali, la sicurezza del mezzo, il controllo del mezzo. E su questo non risparmiamo assolutamente, però è un nostro punto di forza che i nostri clienti sicuramente apprezzano molto. Nel secondo anniversario dell'accordo di partenariato economico tra Unione Europea e Giappone, denominato EPA, firmato nel 2019, il Comitato Misto, istituito ai sensi dell'accordo, ha concordato l'istituzione di 28 ulteriori indicazioni geografiche protette, di cui 2 italiane, e si è impegnato a rendere ancora più semplice il commercio del vino. Nella prima lista erano compresi anche 2 prodotti molto importanti per la filiera agricola del Friuli Venezia Giulia, il Prosecco DOC e il prosciutto di San Daniele DOP. Il presidente di Fedagrepesca FVG, Venanzio Francescuti, ricorda l'importanza dell'accordo. Insieme l'Unione Europea e il Giappone rappresentano un quarto del PIL mondiale e il relativo commercio bilaterale raggiunge i 170 miliardi di euro all'anno. Questo accordo, da noi salutato con favore, ha reso il commercio più facile ed economico per i produttori agroalimentari dell'Unione Europea e della nostra regione. Questo accordo dunque è un ottimo esempio di commercio a vantaggio di entrambe le parti grazie alla stretta cooperazione avviata, in particolare per il settore agroalimentare. Ha riaperto al pubblico il Museo dell'Immaginario Scientifico di Trieste al magazzino 26 del Porto Vecchio.
Il nuovo orario di apertura sarà da martedì a venerdì, dalle 14 alle 18. In ottemperanza alla normativa vigente Covid-19, il museo resta chiuso sabato, domenica e nei giorni festivi. Nel rispetto delle misure anti-Covid è inoltre necessario la prenotazione sul sito www.immaginarioscientifico.it. Il nuovo immaginario, inaugurato nell'ottobre scorso, è caratterizzato da spazi museali multimediali, immersivi e coinvolgenti, con apparati interattivi che aiutano a scoprire non solo i fenomeni naturali, ma le applicazioni più innovative della scienza. Le diverse sezioni portano ora i visitatori a fare un viaggio virtuale fra suggestive immagini di scienza, a esplorare le tecnologie più avanzate che nascono nei dipartimenti ricerca e innovazione di alcune delle realtà industriali di eccellenza del territorio e infine a cimentarsi con i famosi exhibit hands-on, i tipici apparati dei Science Center adatti ad adulti e bambini. Bottoni da premere, manovelle da girare, oggetti da costruire che permettono di scoprire i fenomeni naturali e le leggi che li governano. Sono ancora 8 in Friuli le latterie tornarie attive e anche la recente legge regionale di stabilità, come negli anni precedenti, ha riproposto i finanziamenti dedicati alle latterie tornarie per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Allo scopo, complessivamente sono stati stanziati 200.000 euro, suddivisi in 100.000 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022. Confcooperativa ha accolto con grande favore l'iniziativa legislativa volta a contribuire a mantenere viva e vitale una storia di cooperazione che tanta parte ha avuto nello sviluppo economico e sociale del mondo rurale e regionale. Infatti, la prima cooperativa nata in regione nell'autunno del 1880 a Collinna di Forniavoltri è stata proprio una latteria sociale. Mantenendo inalterata nel tempo questa formula societaria, oggi le 8 latterie tornarie si trovano a Pertegada di Latisana, Rivignano Udinese, Castions di Strada, Ravosa Magredis, Razzacco di Moruzzo, Molinis di Tercento, Muris di Ragogna e Campolessi di Gemona del Friuli. MTL lavora in tutto il settore del Triveneto, nel settore della logistica e trasporti principalmente, il cui fatturato copre circa il 90%, il resto del 10% è lavoro nel settore facility, quindi pulizie e sanificazione, soprattutto in questo periodo sono molto richieste. Nel settore trasporti abbiamo 2 divisioni, una divisione logistica che segue il outsourcing e la gestione di magazzini, gestione magazzini presso i clienti, che vuol dire sia la movimentazione manuale del pacco che con tutti i lavori adesso correlati come rilevamento dei volumi, controllo qualità, la rivelazione di danni. Non solo, c'è anche un discorso di trasporto, che per noi è molto importante, sia per il settore fresco sia per il settore secco. I nostri mezzi lavorano in tutto il settore del Friuli Venezia Giulia, ci fermiamo più o meno fino a Treviso per quanto riguarda la distribuzione, quindi riusciamo a offrire al cliente un'ampia gamma di servizi in tutto il trasporto. Abbiamo la possibilità di gestire anche pratiche, quindi tutto l'aspetto documentale del trasporto, quindi possiamo dare veramente a tutto tondo la possibilità a un cliente, anche a un privato, di poter affidarsi a noi per quanto riguarda la gestione del trasporto. In questo periodo del Covid è stato molto importante il settore della logistica, ha visto dei cambiamenti importanti, soprattutto nell'ultimo miglio dove stiamo lavorando noi, dove si sta affacciando anche la possibilità concreta di riuscire a lavorare con l'utente finale. Quindi come stanno facendo le grandi società come Amazon, eBay e quant'altro, c'è una maggiore richiesta direttamente dall'utente finale di avere direttamente a casa propria i prodotti che diversamente sarebbe andato a comprare nei negozi della grande distribuzione piuttosto che piccoli rivenditori. Le cooperative, pur rispettando tutti i contratti nazionali del lavoro, a quali sono vincolate già dal 2006, riescono ad avere però un rapporto diverso con il dipendente tramite il rapporto associativo e quindi facendolo sentire parte di un'azienda. Non c'è più quindi un rapporto di tipo verticale dove c'è un datore di lavoro nel quale deve dare degli ordini e il dipendente li esegue.
ma i dipendenti, partecipando alla vita sociale, riescono ad avere un rapporto più trasversale. Io stesso, oggi mi vedete in giacca e cravatta, ma mi capita spesso di dover lavorare a fianco dei miei ragazzi. Questo è un po' quello che vuol dire lavorare in cooperativa. Noi lavoriamo in un settore dove altre piattaforme invece hanno in questo momento una politica più aggressiva, sia nei confronti dei dipendenti, sia nei confronti della clientela. Hanno risorse sicuramente maggiori rispetto a noi, che invece ci dobbiamo confrontare con un tessuto sociale limitato. Non siamo grandi aziende multinazionali, ma comunque cerchiamo di competere in questo settore con delle società veramente strutturate a livello internazionale. Salve a tutti, la cooperazione è veramente un sistema di impresa resiliente? È stato messo a dura prova durante il 2020, ha resistito? Con quali problemi, con quali opportunità? Di questo parliamo oggi col presidente di Confcooperative regionale, Daniele Castagnaviz. Ecco il suo racconto. Presidente Castagnaviz, l'emergenza sanitaria ha messo in difficoltà tutte le attività economiche e sociali, ma lo sappiamo con diversa aggressività. Dal punto di vista della cooperazione, qual è la situazione attuale di questi mesi? È chiaro che tutte le misure di contenimento e di prevenzione per la pandemia del Covid hanno inciso su tutti i settori dell'economia, anche se in maniera diversa. Nel nostro caso i primi 2 mesi di lockdown hanno sicuramente inciso in maniera fortissima su tutte le cooperative che forniscono servizi socio-assistenziali, che sono trovate nell'impossibilità di lavorare e di garantire i servizi agli utenti. Altri settori colpiti sono i settori delle pulizie, il settore dei trasporti, che per forza di cose si sono trovati anche queste in difficoltà, perché pensiamo a tutti gli uffici chiusi, oppure il settore della ristorazione scolastica, tutti i servizi che non hanno potuto continuare a essere svolti, per cui le cooperative hanno avuto difficoltà sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale nei confronti dei propri soci. Poi ci sono le cooperative culturali che hanno subito danni di fatturato mediamente intorno al 40%, ma con punte anche che hanno raggiunto anche l'80-90%. Ecco, queste sono le cooperative che dal punto di vista economico sono state le più colpite. Nel settore agroalimentare i settori più colpiti sono stati sicuramente i settori collegati all'Horeca, quindi ci riferiamo al settore del pescato, quindi della pesca, e al settore dei vini, perché bar, ristoranti, hotel chiusi sicuramente hanno limitato i consumi e di conseguenza queste cooperative molto legate a queste forniture si sono trovate in grande difficoltà, specialmente nel settore della pesca. Ciò nonostante però si dice che la cooperazione è un modello di impresa resiliente. Qual è un po' l'idea che si è fatta attorno a questo tema? Ecco, diciamo così, in psicologia il termine resiliente vuol dire capacità di adattarsi a un trauma violento. Ecco, la cooperazione ha dimostrato in questa occasione di una grossa capacità, una grossa forza di adattamento e di trovare soluzioni positive a questi traumi, no? Per cui hanno avuto il coraggio e la forza in qualche modo di reinventarsi e di continuare a dare servizi a volte diversi. Pensiamo alla didattica a distanza che è stata fornita, all'assistenza a distanza fornita ai ragazzi del dopo scuola, per fare solo uno degli esempi. Quindi la cooperazione ha dimostrato di avere un'ottima capacità di trovare e di darsi soluzioni diverse. Ma Presidente, non solo le cooperative ma anche le associazioni di rappresentanza come Confcooperative hanno subito naturalmente i contraccolpi di questa emergenza. Ecco, cosa ha fatto Confcooperative per non rimanere indietro, anzi per non far rimanere indietro nessuna delle sue imprese? Confcooperative nelle sue difficoltà, perché anche i nostri uffici sono stati colpiti dalle chiusure, quindi dallo smart working piuttosto che dal lavoro agile, che sono diventati termini ormai di uso comune. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo istituito una cabina di regia in cui sia la parte regionale che tutte le direzioni territoriali sono state coinvolte assieme ai segretari delle varie federazioni e ai presidenti delle varie federazioni, proprio per fare un monitoraggio continuo e costante di quelle che erano le emergenze in atto, quali erano le emergenze che abbiamo affrontato subito.
la cassa integrazione in deroga per le cooperative e soprattutto anche tutte le misure di ristoro dei danni che abbiamo trovato da parte della Regione e da parte degli organi nazionali una buona disponibilità ad essere ascoltati. Capisco che dunque la progettualità di Confcooperative, nonostante l'emergenza sanitaria, non si è fermata. Ecco, da qui in avanti forse bisogna guardare anche, ormai speriamo, alla fine della pandemia. Con quali progettualità, Presidente? Non si torna indietro, questa è un'esperienza che non ci farà tornare a quelli di prima, ma non solo come il mondo della cooperazione, io credo che la società sarà fondamentalmente diversa dopo questa pandemia. Dobbiamo avere il coraggio di guardare avanti e di ripartire. Cosa stiamo facendo per aiutare le nostre consociate a ripartire? Un sostegno dal punto di vista politico, quindi un riconoscimento del ruolo della cooperazione sia dalla politica che alcune volte magari nel passato con norme particolari ci ha un po' tagliato fuori, quindi chiediamo fortemente il riconoscimento di questo ruolo e ci stiamo attrezzando per aiutare queste cooperative a far fronte alle difficoltà economiche dovute molte volte ai mancati incassi che hanno avuto. Non a caso, come mondo della cooperazione, abbiamo tramite il nostro Fondo Sviluppo Regionale abbiamo istituito 3 bandi proprio per favorire l'accesso al credito delle nostre cooperative. Presidente, detto bene delle cooperative, ma ai cooperatori cosa diciamo? Ai cooperatori, come messaggio di fine anno, diremo sicuramente grazie per l'impegno messo nel servire la società, nel servire il mondo economico in questo momento difficile di pandemia e nell'essere presenti sempre sul pezzo. Molte volte i nostri cooperatori sono quelli che hanno rischiato di più. Se pensiamo soprattutto alle cooperative che hanno svolto servizi negli ospedali piuttosto che nelle case di riposo, a volte anche con DPI, diciamo così, per essere buoni, carenti, ecco, veramente sono quelli che ci hanno messo del loro e credo sia giusto dire grazie a tutte queste persone che in qualche modo hanno contribuito a far sì che questa pandemia in qualche modo fosse affrontata e possiamo approcciarci al 2021 anche grazie ai vaccini con uno spirito migliore. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. Ci troviamo all'interno della sede dello studio WeCare, operativo dal 2013. Siamo a Tavagnacco, in provincia di Udine siamo. Una scommessa, un'avventura, come tutte le imprese, iniziata alcuni anni fa. Una scommessa, un'avventura come tutte le imprese, però questa è un po' diversa. L'idea è stata quella di aziendalizzare un'attività gestita fino a quel momento con criteri medico-centrici, ovvero un'attività che si svolge sulla base esclusiva di ciò che il singolo professionista era in grado di offrire. Il progetto WeCare è di realizzare uno studio a media complessità che metta il paziente al centro e tutto, ma proprio tutto, deve ruotare attorno al paziente. Quindi, se il medico non possiede quella specifica competenza, la struttura metterà a disposizione del paziente le competenze professionali di tutto il team medico per raggiungere il miglior risultato per il paziente. Una storia fatta di lotte, una storia fatta di sacrifici. In Italia e non solo, non è semplice cambiare gli schemi comportamentali di una categoria professionale. Gli anglosassoni, che scommettono su tutto, ci avrebbero dato 10-1. Bene, ora, se avessimo scommesso, ad oggi, con 8.314 pazienti ospitati e curati da questa struttura, potremo incassare.
welfare di comunità è un insieme di buone pratiche all'interno di una comunità, soprattutto è il fatto di attivare le singole persone, le quali si mettono assieme per rispondere ai dei bisogni di quella comunità. Ecco che allora il welfare di comunità necessita di un supporto anche delle istituzioni pubbliche, soprattutto che riconoscono la validità di queste pratiche, di questi legami per rispondere ai bisogni del territorio. Il welfare di comunità non significa costruire steccati, significa valorizzare le idee, significa valorizzare le pratiche, significa metterle insieme, metterle in rete in modo da raggiungere una maggiore efficienza, un'efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi, che naturalmente gli obiettivi sono volti verso le persone, verso le singole persone, ma naturalmente anche l'insieme delle persone. Ecco che allora all'interno del welfare di comunità ci sono più attori, necessariamente gli attori pubblici e gli attori privati, e gli attori privati devono intraprendere questa esperienza non come mero business, ma come investimento nelle comunità. La cooperativa WeCare è una piccola cooperativa, nata per iniziativa di 3 soci, che sono tuttora lavoratori e lavorano attivamente all'interno della cooperativa. Lo studio offre servizi nel campo dell'odontoiatria, come è nato alcuni anni fa, a cui si sono aggiunti nel tempo dei servizi aggiuntivi basati un po' sull'esigenza del paziente. Ricordiamo che già quando siamo nati l'azienda offriva le migliori tecniche e disponeva delle migliori tecnologie in campo medico, come la TAC tridimensionale, come la realizzazione delle corone con la tecnica della prototipazione rapida, e siamo in grado, grazie ai nostri specialisti, di coprire un po' tutti i rami, tutti i campi specialistici dell'odontoiatria. Partiamo dai bambini, quindi dalla pedodonzia, dall'ortodonzia, dall'odontoiatria conservativa e endodonzia, fino ad arrivare all'odontoiatria implantologia e chirurgia maxillofacciale rigenerativa, ovvero di riuscire a ripristinare l'apparato masticatorio in quei soggetti che per vari motivi e varie patologie hanno perso gli elementi dentari. La cooperativa lavora con i migliori specialisti del territorio e lavora con i migliori maestri artigiani odontotecnici presenti sul territorio, che ricordiamo Udine è un polo d'eccellenza di questo. Forse è stato un po' dimenticato, un po' forse offuscato dalla pervasiva pubblicità che ci arriva od oltre confine, però dobbiamo ricordare proprio questo. Prima di tutto la qualità, l'attenzione per il paziente che deve essere al centro di tutto, e l'accoglienza del paziente che penso solo nel territorio possiamo fare. Il paziente non deve e non sarà mai un cliente, resterà un paziente, e tutto l'equipe medico viene messo a disposizione per trovare la miglior soluzione di cura per il paziente. In quest'ambito qua ricordiamo che qui da noi c'è anche la possibilità della diagnostica per immagini, macchina TAC, disponiamo di attrezzature anche per poter affrontare certi tipi di cure con tecniche innovative, pensiamo al bisturi laser, pensiamo ad esempio il bisturi ultrasuoni. Sono delle attrezzature che danno la possibilità a professionisti di alto livello di poter fare delle operazioni che in altri modi non si potrebbero fare. Quindi stiamo parlando di quello che è l'offerta di chirurgia maxillofacciale che è in grado di offrire la struttura. A questo si aggiunge l'attenzione per l'estetica viso, partendo dall'estetica odontoiatrica. Citavo prima i maestri artigiani odontotecnici, oltre che l'estetica viso vera e propria, nel senso dei filler riempitivi per correggere gli inestetismi delle rughe. Completa l'offerta l'ambulatorio prelievi, che in questo momento di crisi sanitaria ha fatto la sua parte offrendo al pubblico il test per la diagnosi del SARS-CoV-2. Ricordiamo che abbiamo sempre operato e continueremo a operare in totale sicurezza. Questa struttura già da prima di questa crisi aveva già la sanificazione costante dell'aria realizzata mediante macchinari che erano nati per fronteggiare la prima crisi SARS del 2006.
vengono applicati i più rigidi protocolli dell'Istituto Superiore della Sanità affinché il paziente possa venire e sentirsi completamente sicuro e al sicuro qui da noi. A questo aggiungiamo che noi soci della cooperativa siamo i primi operatori che lavorano qui in cooperativa e quindi l'attenzione alla sicurezza sanitaria è di nostro primo interesse in quanto proprio lavoratori qui dentro.